Buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie. Innanzitutto grazie agli amici dell'MCE che mi hanno chiamato oggi a raccontare una piccola esperienza di provincia con tutti i limiti e le luci che ci possono essere in ogni esperienza, ciascuno di noi che ha insegnato o insegna nei banchi di scuola. Io ho avuto un grande dono dalla vita che è stato quello di conoscere e lavorare per lunghissimi anni con il maestro Mario Lodi. Facevo i giornalini con il ciclostile quando ancora negli anni 70 in una scuola piccola di montagna usavano i ciclostili, avevamo l'orto a scuola, c'era la mensa, i bambini coltivavano l'orto, abbiamo fondato una cooperativa e mandavo i giornalini a un maestro, il quale rispondeva sempre, come ha fatto con tantissimi altri insegnanti. E durante tutti gli anni di collaborazione che ho avuto con lui abbiamo scritto anche moltissimi articoli sulla vita scolastica e poi ho fatto una promessa, mi ha fatto fare una promessa di raccontare e documentare, come diceva Giancarlo prima, nella scuola italiana c'è un fare spesso consapevole e intelligente, c'è una riflessione sul nostro fare, ma non abbiamo l'abitudine di documentare. Vuoi per mancanza di tempo, vuoi perché proprio non entra come buona abitudine. Mario Lodi invece ci ha insegnato, mi ha insegnato a documentare sempre. E quindi ho raccolto le esperienze che avevamo fatto in 40 anni di insegnamento e la corrispondenza che ho avuto con lui in un libro che si intitola appunto La scuola felice, felice nell'accezione di fertile, di feconda, una scuola che fa stare bene, che accoglie, nella quale la relazione è il centro di tutto poi l'apprendimento e delle acquisizioni delle competenze dei bambini. Quindi questo è un libro che un po' restituisce un dono ai bambini perché contiene il loro pensiero, come il maestro mi ha insegnato a raccogliere e ad esercitare, ad ascoltare e anche quindi una restituzione in parte delle esperienze che abbiamo fatto insieme. Io comincerei, visto che ci sono le ragazze, prima parlavamo all'istituto, che comincerei con un piccolissimo video che non ho fatto io, ma durante la stesura del libro è venuta a trovarmi una mia ex studentessa che si ricordava, un'alunna che io avevo, si ricordava delle esperienze che abbiamo fatto insieme. Gli ho dato del materiale e gli ha detto, vabbè maestra, provo a raccontarle io la nostra scuola felice. E ha fatto questa piccola cosa. I maestri, i nostri grandi maestri, Don Lorenzo Milani, Mario Lodi, ma anche prima Frené, Maria Montessori, Gianfranco Zavaroni che abbiamo conosciuto e che ci ha lasciato purtroppo
molto, molto presto, troppo presto. Loris Maraguzzi e via tutti gli altri. Ecco, le nostre radici, le mie radici sono qui. Mario Lodi mi raccontavo sempre che quando nell'agosto del 63 con Giorgio Pecorini, il giornalista allora dell'Europeo, poi dell'Espresso, è andato su, è salito a Barbiana, Pecorini gli diceva: Mario, vieni, ti presento un prete strano, devi conoscere un prete davvero strano. Salgo a Barbiana e Don Lorenzo non c'era, era fuori nel bosco a far legna con i ragazzi. E nel frattempo Mario dice: io sono entrato nell'aula e ho visto gli articoli della Costituzione, ho letto gli articoli che erano appesi alle pareti. Ecco perché la Costituzione è la nostra bussola. Molti anni dopo, nel 2005, il maestro ci chiamò, eravamo un gruppo di insegnanti da tutta Italia e ci disse: ma voi la conoscete la Costituzione? Ma voi la vivete all'interno del vostro lavoro tra i banchi con i bambini? E io temo di no. E diciamo che compiti, noi maestri diamo spesso compiti, assegniamo ai bambini compiti, e lui ci ha fatto lavorare 3 anni intensi, e abbiamo riscritto con i bambini di varie scuole italiane i 12 principi fondamentali della Costituzione. Io oggi ho portato la prima edizione perché Cosetta, che è la figlia di Mario Lodi, che continua il lavoro e la missione di suo padre alla Casa delle Arti del Gioco, siamo a Brizzona, in provincia di Cremona, vicino a Piadena, e in ottobre il prossimo mese uscirà una nuova edizione curata proprio da Aurelio Cervo e Francesco Voltonucci. Perché la Costituzione? Anche Mario Lodi nella sua scuola di Bo, prima a San Giovanni in Croce e poi a Bo di Piadena, teneva questa carta bellissima, fondamentale, come bussola, una bussola di orientamento. Io vorrei oggi pomeriggio fermarmi su 3 concetti, su 3 parole che c'erano nella bozza di volantino, nella prima stesura. La parola confronto, la parola ricerca e avventura. Ecco, nelle nostre aule abbiamo sempre cercato di far vivere la Costituzione, perché i bambini non sono cittadini di domani, sono cittadini ora, oggi. I bambini e le bambine sono già cittadini, quindi devono sperimentare la capacità di vivere insieme una piccola comunità che è la classe, una piccola società democratica, dove c'è una agora, la piazza, dove ogni giorno si esercita l'esercizio dell'uso della parola, del pensiero. La parola, diceva il maestro, è fonte di democrazia, ma è fonte anche di fantasia. E oggi sappiamo quanto non abbiamo più cura della parola, come non abbiamo più cura della relazione. Lorenzoni, nell'articolo che è uscito giorni fa su Repubblica con un'intervista di Benedetta Tovaggi, ci riporta a riflettere sul valore politico della parola. Noi abbiamo una grande responsabilità, a mio avviso, come insegnanti. Le parole che scegliamo o non scegliamo, le parole che ascoltiamo dai ragazzi sono importanti per tessere una relazione. Quindi all'interno appunto della classe io cominciavo, come penso fate tantissimi di voi, non c'è nulla, la mia è solo una piccola esperienza, come ho detto in precedenza, non credo di portare delle risposte, ma tentare insieme di capire come ogni singola esperienza possa in qualche modo essere frutto così di appunto sollevare domande e cercare insieme delle possibili risposte. E quindi nella classe ogni giorno si apriva con una piccola assemblea, un piccolo momento, ci prendevamo il tempo perché i bambini potessero raccontarsi, per decidere insieme come si organizza la giornata, per imparare le abilità sociali che abbiamo dimenticato noi adulti, il sapere ascoltare, il chiedere la parola. Un papà mi raccontava che a casa il bambino poi dopo 2 anni di lavoro, perché ancora lavorare con l'umiltà in modo intenso, sappiamo che è anche molta fatica, non sofferenza, fatica, che è diverso, una fatica motivata.
bambino alzava la mano mentre mamma e papà parlavano a cena e chiedeva la parola come a scuola si fa. E quindi dare la possibilità loro appunto di confrontarsi e scambiare materiali e scambiare le conoscenze e poi organizzare la classe appunto come una piccola comunità in cui diventano autonomi già dai primi giorni. Hanno i loro piccoli incarichi, noi avevamo questo cartellone con le bollette di bucato che le mamme ci hanno regalato con i nomi dei bambini e a turno ciascuno di loro si inventava anche degli incarichi nuovi. Ad esempio io non mi sarei mai sognata di raccogliere le briciole delle merende per andare a portarle in passeri a metà mattina durante la merenda e loro facevano, quindi è diventato un incarico per la sua comunità. E così pure la gestione della biblioteca e la cura delle piante. Ecco, cura perché in una scuola che fa star bene, che accoglie, che include tutti, apro una piccola parentesi, sono 80 anni, nel 1938 in Italia sono uscite le leggi razziali o razziste, diciamo. Ecco, oggi diamo per scontato questa cosa, la scuola include. Non è più quel tempo, però la scuola ha fatica di includere e quindi una scuola dove il bambino e la bambina entrano, stanno bene, esercitano la democrazia e utilizzano i 100 linguaggi che loro hanno, come ci ha insegnato Malaguzzi, e vivono anche tempi distesi. Ecco, la dimensione del tempo, a mio avviso, è fondamentale. Quando ho conosciuto Zavalloni, era un momento della sua vita in cui non stava più molto bene, e avevo letto La pedagogia della lumaca, che è un libro che io consiglio a tutte le insegnanti e ai miei editori, e sono strategie di rallentamento. Ci si dice ma non si può oggi, non si può rallentare, è pazzesco, non è possibile. Io penso che invece si debba rallentare. La vera rivoluzione è proprio rallentare, almeno quando siamo con i bambini, almeno quando siamo con loro e loro con loro. È una scuola che conosce i conflitti, che accoglie, quindi accogliendo la vita dei bambini, accoglie anche i piccoli conflitti che loro portano, piccoli o grandi per loro che sono. E quindi anche questo è importante, non negare il conflitto, ma dare un nome e avviarli piano piano di un percorso. Quindi noi facevamo spesso delle discussioni di gruppo, si individuavano le cause dei conflitti, i luoghi, i soggetti e poi elaboravamo insieme delle strategie di superamento dei conflitti e di creazione di regole che nascono dal basso. Certo l'insegnante ha un ruolo fondamentale in questo, però non è colui o colei, a mio avviso, che deve dare le regole e poi sanzionare. È un lavoro più lungo, più difficile, però le regole devono emergere all'interno della classe, poche, semplici, non servono tantissime regole, e si lavorano insieme per stare bene nei momenti di gioco o nei momenti di studio e di ricerca. La scuola aiuta anche ad utilizzare, come dicevo prima, il linguaggio con cura, quindi a imparare ad ascoltare, a cercare le parole perché i bambini possono esprimere il loro pensiero nel modo più preciso, ricco possibile. Noi facevamo il giornalino a scuola, ho cominciato con il ciclostile e la fotocopiatrice e adesso abbiamo finito a proposito della tecnologia, questa è l'ultima generazione di bambini che ho avuto e utilizzano naturalmente anche le nuove tecnologie, così il computer e la possibilità, però il mezzo è importante e anche la corrispondenza. Facevamo il giornalino, mandavamo ogni mese il giornalino al maestro Rodi e lui ci rispondeva sempre. Credo che in tutta Italia sono disseminate centinaia, se non migliaia di lettere che ha risposto, con le quali rispondeva alle classi. Ricordo un giorno è successa una cosa bellissima, apriamo la busta e troviamo 10.000 lire. I bambini dicono: maestra, si è dimenticato i soldi, il maestro. E invece nella lettera leggiamo, Mario scriveva: questo è un mio piccolo contributo perché voglio far parte della vostra cooperativa e voglio che voi continuate ad esprimere il vostro pensiero.
secondo l'articolo 21 anche i bambini hanno diritto di esprimere il proprio pensiero, quindi questo è un piccolo contributo. Ecco, per me quel giorno e per le ragazze è stata una lezione di democrazia formidabile. Ricerca. René, ciò che è grande non è il sapere, non è neppure la scoperta, ma è la ricerca. Non è la conoscenza posseduta, la scienza appresa o assimilata, ma un'attività vigilante che si pone nuovi problemi, inventa, combina, organizza i fatti secondo rapporti non ancora conosciuti. Ecco, io credo che dobbiamo accendere nei bambini e nelle bambine la passione per la conoscenza, e questa è la chiave. Dobbiamo sperimentarla noi perché possiamo poi comunicare soprattutto non solo a parole ma con quello che un maestro o una maestra cercano di essere, un educatore, un genitore, e quindi la ricerca. Noi utilizzavamo il giornalino, classi prime e seconde, cose molto semplici, cioè qualche pensiero scritto e discusso insieme, come ha fatto il maestro Mariolo nei giornalini Il Mondo. C'è una raccolta bellissima che invito, non so più se si può trovare, si chiamava Il Mondo, i giornalini di Mariolo, 5 anni, cose straordinarie in cui raccontava la scuola. Ecco, anche i ragazzi, i bambini con i quali ho lavorato hanno la loro raccolta di giornalini che racconta la vita della classe, le scoperte, le ricerche. E in prima e seconda diventava un foglio molto grande, era il diario di bordo che loro portavano a casa, quindi un ponte bellissimo anche con le famiglie per poterle coinvolgere nella loro scuola e per far capire loro che cosa stavano facendo. E poi giornalini con tanto di testata, con tanto di redazione, come si diceva un tempo. Quindi la classe che si lavora a gruppi, si suddivide, ciascuno un proprio incarico, si fa il lavoro e poi si stampa. E sembrano strumenti veramente un po' giurassici. Non è così. Io so che ci sono colleghi che fanno questa esperienza, poi l'MCE ci ha insegnato tantissimo questo, e sono strumenti formidabili. Basta anche semplicemente raccogliere, catturare un pensiero, una piccola esperienza e veicolarlo. E poi avventura nel senso di ciò che accade o ciò che accadrà, quindi entriamo nel campo del desiderio, della scoperta, del rischio, dell'inciampo, dell'esplorazione. Ecco, io ho sempre portato i bambini e le bambine fuori, e loro portano dentro la classe, dentro la scuola, la vita, però la scuola a volte finisce per essere una scatola che chiude, e quindi usciamo perché il mondo è grande, perché solo fuori abbiamo la possibilità anche di entrare in contatto diretto con la natura. Noi siamo fortunati, abbiamo sempre lavorato vicino, diciamo, a paesi di campagna oppure piccole città, però la natura si può scoprire anche in un vaso che si tiene a scuola e si coltiva qualche piccola pianta nel giardino accanto, nel percorso casa-scuola, in un albero. E quindi sperimentiamo i ritmi lenti, usciamo, camminiamo a piedi. Qui nelle foto ho messo l'uscita che dove ho fatto in Lessinia, io vivo a Soave, che poi è famosa per il vino, è il castello medievale, ma è una bellissima località dove abbiamo anche la montagna, la Lessinia della Veronese, quindi si fanno esperienze all'aperto. La natura, perché la natura è una grande maestra, ci insegna a rallentare e ci fa sperimentare tutti i 5 sensi, e questo è molto importante perché i ragazzi oggi sappiamo quanto poco sono anche abituati ad utilizzare, soprattutto il canale visivo, ma sempre meno anche le abilità manuali, e ci mette di fronte alla scoperta, all'esplorazione, e quindi ecco, ci fa crescere. La natura è una maestra, andiamo spesso ad imparare da lei. E in questo ho portato una piccola esperienza
è dentro e fuori scuola. E abbiamo cominciato intanto andando fuori in città a rivivere gli spazi del tempo, quindi abbiamo disegnato i nostri sogni per strada. Sono bambini e bambine di classe prima, Soave, tra l'altro un paese meraviglioso, quindi offre anche l'opportunità a volte di essere percorso e di essere vissuto con una dimensione molto, molto tranquilla. Abbiamo disegnato i nostri sogni per strada, affidandoli ad un folletto che nel castello sognava Soave di piccolo segno dei bambini, e quindi abbiamo cominciato così. Poi abbiamo promosso delle uscite didattiche. All'inizio di quell'anno nella mia scuola era capitata una cosa strana: il collegio dei docenti aveva vietato le figurine. C'è stata una grossa discussione, i bambini non potevano portare a scuola le figurine di tutti i tipi, perché erano fonte di distrazione, perché era il caso che no, perché insomma erano state sequestrate. Nella mia classe, nella classe dove lavoravo con altri colleghi, c'è stata una sollevazione. Noi li abbiamo abituati ad essere anche giustamente critici, quindi abbiamo discusso a lungo di questo. E io non sapevo come rispondere, perché sono stata tra le poche insegnanti che non capiva questo divieto assurdo anche nei momenti di fuori lezione. E mi è venuta un'idea, ho detto va bene, le figurine ce le facciamo noi. Certo, è tutta un'altra cosa diversa dalle figurine che ti porti da casa, però proviamo a conoscere la città. Era un anno in cui in programma avevamo messo la scoperta della città, del paese, e quindi siccome io sono dell'avviso che il grande Lorenz qualcosa ci ha insegnato, si può amare solo ciò che si impara a conoscere. E allora cominciamo ad uscire a piedi e a scoprire la città con i nostri occhi, con i nostri strumenti, e a farci noi delle figurine, certo non preconfezionate, preparate o belle, però scopriamo la città, ci costruiamo noi il nostro album. E quindi siamo usciti, tesori artistici, architettonici. Soave è una piccola città medievale straordinaria, ma so che questa esperienza è stata fatta da altri colleghi da altri luoghi. Io non è poi un'idea mia, perché ero andata a Roma anni prima in un quartiere, non ricordo bene, scusate, ho trovato questa attività che era già stata iniziata, per cui non ho inventato nulla di nuovo, ho solo portato i bambini fuori a disegnare i monumenti della città, a tracciare i percorsi e a capire come la città ci può insegnare un metodo anche di lavoro. Quindi abbiamo fatto un'indagine diretta sul territorio e poi un approfondimento in classe, naturalmente attraverso i libri. È nato un album. Per costruire la città abbiamo naturalmente lavorato sulla linea del tempo, quindi il tempo prima della famiglia e poi della città. Ciascuno ha disegnato la storia della propria famiglia, una linea cronologica. Soave poi offre delle possibilità straordinarie, perché è un mosaico ambientale ricchissimo, dai fossili. Vicino abbiamo giacimenti fossili di Vulcan che sono conosciuti in provincia di Roma in tutto il mondo. Quindi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo delineato la linea del tempo, sia quella familiare dei bambini che quella della città. E poi, terminato questo album, che poi è la cantina sociale, perché abbiamo il vino buono, vino di Soave conosciuto in tutto il mondo, ci ha finanziato. Io ho chiesto di dare il lavoro dei bambini, di darlo a tutti gli abitanti della città, ai piccoli abitanti che venivano a trovarci. E la cantina sociale, perché il vino vuol dire produzione vitivinicola conosciuta nel mondo, abbiamo fatto questo album di figurine nel quale abbiamo disegnato degli itinerari e poi in fondo ci sono le figurine che prima i bambini, ciascun bambino si era
non numerate volutamente, perché desideriamo che se venite a Soave venite a trovarmi, e camminate, osservate il momento, scoprite qual è. Le figurine non sono numerate, incollate, e costruite poi il paesaggio storico, geografico, scientifico con delle informazioni. E questa è un'idea che io porto un po' dappertutto, perché è un'idea realizzabile, cioè un'idea possibile, fattibile. Prima con forbici, colla, colori, poi vabbè abbiamo dato una veste più, quindi c'è una mappa della città, una città murata, Soave un castello, una città murata. E poi i bambini hanno avuto un'idea straordinaria, perché a saperli ascoltare, come diceva Rezzoni, sanno pensare grande. Hanno detto: ma perché maestra non invitiamo i genitori? E allora abbiamo chiamato le mamme e i papà a scoprire la città, scoprendo che non la conoscevano, e utilizzando l'albero delle figurine in città, e diventando loro stessi delle piccole guide, quindi raccontando ai genitori siamo davanti a Porta Verona. Questa è una classe quinta, abbiamo lavorato quarta, quinta, 2 anni e costituito l'anno. Ancora, per terminare, io faccio parte della rete di cooperazione educativa, c'è Speranza SHDA, lavorando tanti anni con il maestro Mario Loggi. Quando ho compiuto i suoi 90 anni, c'erano anche gli amici dell'MCE in Cascina, in zona, ci ha raccolto attorno a un tavolo e ci ha detto 2 parole: ciao, andate avanti. E noi subito non avevamo colto questo messaggio importante, per cui siamo tornati da lui e gli abbiamo chiesto il senso di questo invito. E abbiamo fondato la rete di cooperazione educativa che si chiama C'è Speranza se accade a, utilizzando il C'è Speranza se accade a con il suo permesso, e con gli amici del movimento di cooperazione educativa, perché si lavora insieme, abbiamo cominciato a lavorare anche su percorsi della pace. Quindi in questo anno di scuola, nel 2014-15, abbiamo costruito questo grande striscione, e scrivendo la parola pace nelle varie lingue del mondo bambini. E poi è capitata una cosa straordinaria: dopo un anno che il maestro Mario Lodi se n'era andato, siamo trovati in Cascina. Mario Lodi ha fondato la Casa delle Arti del Gioco a Drezzona, che era una cooperativa, adesso è diventata associazione, la trovate, Casa delle Arti del Gioco, gestita adesso dalla figlia Cosetta e dalla moglie Fiorello. Un amico, Roberto Pavetti, grande giocatolaio, quel giorno, per ricordare il maestro, ci ha invitati a scrivere un pensiero, a leggere la poesia I Giusti di Borges e a scrivere con noi un pensiero. È un pensiero sulla pace, un pensiero che nasceva dalla nostra esperienza. E poi c'erano delle piccole sagome sulle quali noi abbiamo disegnato noi stessi, e poi per ricordare il maestro siamo andati sull'aia, abbiamo messo le nostre sagome e abbiamo letto i nostri pensieri di pace. Io torno a Soave e gli amici, Roberto Pavetti e Emanuela Bussalati, illustratrici, mi chiamano e mi dicono: fare un'esperienza con i ragazzi sull'educazione alla pace. E allora a scuola ho letto con loro la poesia di Borges, I Giusti, cercando di tradurla nel modo più facile possibile, e poi ciascuno di loro ha scritto un pensiero quanto mi sento pacifica, una cosa molto semplice. Queste cose le trovate sul sito della rete www.rete di cooperazione educativa, quindi c'è tutta l'esperienza, e ogni bambino ha costruito appunto il proprio pacifico, si è rappresentato pacifico, e poi abbiamo costruito una poesia anche noi sulla falsariga dei Giusti di Borges. Poi allora è venuta un'idea straordinaria di portare i pacifici in tutta la città, perché poi la creatività dei bambini è straordinaria. Allora,
perché la maestra doveva essere pacifica. E poi li abbiamo posizionati nei luoghi significativi. Suavia è una città murata, quindi li abbiamo messi a Porta Verona, all'ingresso della città, e poi nel castello, laddove c'erano luoghi un tempo di conflitto per significare la pace. Io a quel tempo scrivevo su Poputus, il giornale deserto di Avvenire, e ho raccontato l'esperienza. E Tullio De Mauro ci ha conosciuto, ha capito questa cosa. Io dico solo che è una cosa straordinaria. Sono 15.000 i bambini in Italia ad oggi che hanno costruito l'Europacifico, ma non tanto come sagoma quanto come percorso, perché evidentemente abbiamo lavorato su conflitti. Ora non mi posso dilungare, ma abbiamo lavorato sul conflitto. Cosa a scuola vuol dire conflitto? La negoziazione, la fuga difensiva, tutte le possibili soluzioni ai conflitti, e poi siamo arrivati appunto a rappresentarci come pacifici. Chi è pacifico? Che di noi hanno scritto dei pensieri straordinari, che Emanuela Bussolati cercherà di raccogliere tutte le esperienze d'Italia in un libro che probabilmente uscirà per Cartusio. A Bastia Umbra, quando abbiamo fatto il convegno della rete, erano 3.000 i pacifici che erano arrivati da tutta Italia, delle scuole di tutta Italia hanno costruito, hanno fatto dei percorsi sulla pace, educazione alla pace, hanno costruito i loro pacifici di tutte le dimensioni e li abbiamo portati ad Assisi, poi Bastia Umbra, il convegno della rete, e poi ad Assisi li abbiamo anche fisicamente portati una delegazione nella Basilica di San Francesco, e in Italia adesso ci sono un sacco di scuole che fanno questa esperienza. Trovate tutte le indicazioni nel sito della rete. E termino dicendo che una scuola felice è una scuola che ride. Ci siamo dimenticati che a scuola si può stare bene, si affrontano i conflitti e si ride insieme per misurarsi e per poter cambiare, per fare la paura, perché è una dimensione che tutti conosciamo, la paura dell'errore, l'impossibilità di sbagliare, quando invece Gianni Rodari ci diceva che gli errori sono necessari, anzi sono buoni come il pane, quindi vanno percorsi, vanno accettati, che dall'errore si impara. A scuola si va e si ride anche per il piacere di imparare, stare bene, per imparare a non deridere chi è diverso da noi, perché ciascuno di noi porta delle peculiarità, delle ricchezze, per stare dalla stessa parte, nel senso di costruire percorsi di cittadinanza, di pace, e insomma per stare bene. Grazie, da parte della rete si chiama C'è Speranza SKDA, lavora con il Movimento di Cooperazione Educativa, perché io ho due tessere, Movimento di Cooperazione Educativa e Rete. C'è Speranza SKDA, perché oggi, grazie, C'è Speranza SKDA